Tumore al seno. Da un lato, da gennaio del prossimo anno, la Breast Unit dell'ospedale di Montecchio Maggiore coinvolgerà anche l'ospedale San Bortolo, unica regia per combattere un male che colpisce troppe donne. Dall'altro, la Regione Veneto, unica in Italia, sull'onda di un più oculato contenimento della spesa, sdoppia gli esami. Mammografia ed ecografia mammaria non potranno più essere prescritti in coppia, a meno che non vi siano motivi precisi, familiarità del soggetto, malattia in corso, una decisione che fa discutere anche perché tante di noi hanno questa esperienza dell'abbinamento che permette appunto come dire, di fare una possibile diagnosi completa, ecco, e quindi ecco, non avere quei margini di dubbio. La parola d'ordine deve essere prevenzione ed entrare nello screening regionale per le donne tra i 50 e i 69 anni è fondamentale, ma per tutte le altre, quelle più giovani, di fatto essere fuori da questi limiti di età non significa scampato pericolo, anzi il male sempre più aggredisce donne giovani. L'ecografia mammaria, che è una prerogativa soprattutto dell'età più giovane, mentre la mammografia è proposta soprattutto con un'età un po' più avanzata, se sono incrociate fra di loro possono dare un dato più attendibile. Esami strumentali, avete capito, che devono stare assieme, per questo dal Comune di Thiene è partito un documento in cui si chiede alla Regione di ripensare la sua decisione, documento che sta raccogliendo la solidarietà anche di altri comuni.